Colliamo su Seisi, no? C'è ancora gente? Può piacere, vuoi entrare o besseisi? Buon pomeriggio a tutti, benveniasa e benvenuti in noi a questo che di Strantagiau ANS, Assemblea Nazionale Sarda. E ita eu decicai a fare. Prima di tutto mi presento. Io sono Daniela, sono presentatore, attora e come ti potete intendi, fuedo in sardo. Io spero che tu comprendai tutto su. Che c'è di mancare anche una cosa che non comprendesi, ma che mi tu vedei sicuro, poi devo a fuori in sardo, adesso incomincio a saccabbo. Poi ci causa di piccare un po' di tempo su modo che questa gente si sessidi e in su interi si conta un pago e ita anso le rifai e ita o leusu vai oi e ita i su punti i cicchendi de vai con tutto questo che punti strantagendo isusu. Danti prenu, tutto in su centro de Aristanisi, e danti spainau in ogni luogo tutto questa scarasa spantata. E poi questa scarasa punti spantata. Poi questo che issu su fonti in cicca de fai, esti ampullai, esti andi strancai, andi sciusciai, tutto questo su che fonti il logo su comune su, chi c'hai in pizzo de sa Sardigna, dei sardos e de su sardo puro. Questa che ia da podi, ia da volli essi, frozzisi, una nazione. Ma picciocco, incominciamo sul luogo e commenti deu pedu de avviare in suo palco a Riccardo Piso Magia e chi esti su presidente de ANS, dando su deo di là su fuello. Riccardo, se sei pronto? Che manda bene. Faulasa, su bisogno di che scontare comunoso. Punti una scanto de frasi che in Sardegna intendevo narrare de finzase a sorroschenzia, no? Si gioca con un esempio. In sardo non si può questionare de cosa sartasa. In sardo non si comprendeu da una idda satra. I sardo sono un funto imprenditore. Sa Sardegna è troppo pittica, può essere un stato. Sa Sardegna tiene de handicap di essere un'isola. Cantu ortasa dosaus intendioso, dosaus arrepitioso. E screro che non si usi no che come provare un processo a chi ha sempre nato queste cose, a chi è dosata e scurtata, che sa colpa non è sa nostra, sa colpa non è de osatros, o a su manco non de su dotto, no? Su chi ha studiato in si scuola, su chi si è formato, che ha uomini e femmine che vivono in questa terra di Sardegna. Ma questo imparo, questa lezione, questa storia, è appunto fezzi una storia. Ci manda così a dici narada in uno talk famato meda. Si storia unica creata isi stereotipos. Su problema desi stereotipos non è che non siano taberos, ma che vunt incompletos. E chi va ente de una storia, su unica storia. E tanto su festival Faulasa nasce proprio per gusto. Può pigliare uno a uno questo pregiudizio e provare che dosi sconciare e può duvare bene a su manco a usucricau a 6, 7, 8 espertos, gente de gabale come intesi narada che Assemblea Nazionale Sarda sa socio nostro su chi ha posto in pei tutto questa cosa, questa 2 dies de eventos in Aristanisi. L'Assemblea Nazionale Sarda è aperta a questa società e cricca sempre di singhiare le persone e dei valori. L'Assemblea Nazionale Sarda funti tutte queste femmine e uomini che ha esibito a sintrada
del suo teatro, che esibiu in giro questa dies, in locale, su Tassaturre de Mariane. E questo è un traballo de mesi a Palasa, fatto di buona volontà e di autofinanziamento. E sta narrare che finza a OE, ANS, Assemblea Nazionale Sarda, e i eventi mannoso che ha fatto in Noghe, in Aristanis, ma fino in Castello, in Sassari, in altre città, hanno potuto esistere grazie a su tempo che i soci e i amici danno dedicato. Assemblea Nazionale Sarda vuole crescere e può crescere e ne bisogno di osatros. Su chi potete fare è affoedare de noso, contare di questo festival, di questa diese, di su chi è intendio, di su chi è fatto. Solo casi ad essere possibile contare si storia, pocumente da voleus contare noso e fregare su presente e su benedore. Grazie a tutti, a EIA TV, ai soci e gozaesi questo spettacolo che ha avuto di avere una cosa che nos ha da Praga e che ha usato tornare a castiare in su benedore che EIA TV ha da fare un traballo umano. Grazie ancora. Grazie a Riccardo, poi espuerdo su che sasinau, dando su poi taseu su noi oi. Oi seu su in noi, poi ta, come ti ha di già inau Riccardo Puru, poi intendi dessa oggi bia de tu is professionista sa chi oi santa contai cosa sa. Oi esti, moi esti già i surtimu dei attovius de Hans. Surtimu ad essi su concerto che c'è adesso in testa su Old Town Pub con Cinoz e con Pierpaolo Vacca, ma appunto si gente poteva su dare. E cominciamo su in moi con su un monologo su sociologo maltese, già prorettore dell'Università di Malta, professore UNESCO su studio de Isulasa, esti finse su presidente dell'Associazione Internazionale de Isulasa Pitticasa. I piccoli stati non possono prosperare. È vero su? O è faula? Vi presento Godfrey Baldacchino. Errori, non c'è scampo. Comincio per ringraziarvi per essere venuti qui, sarà una serata meravigliosa in tutti i sensi. Speriamo anche di farvi pensare un po' più sulla situazione della Sardegna, la situazione dei sardi, e la mia parte in questa scenografia sarà di amplificare la conversazione offrendo degli esempi più regionali, più anche globali. Dunque si può vedere la Sardegna da una prospettiva più esterna e comparare la Sardegna con altre isole e altri stati piccoli. Finirò per dire qualcosa sul mio paese. Io sono maltese. Allora, un'altra isola molto più piccola della Sardegna, ma in certi sensi molto più grande della Sardegna. E vediamo perché. Allora, comincio con una storia, tutti amiamo le storie. Allora, c'era un europeo che si viaggiava, faceva il turista e si trovò un giorno in qualche parte dell'Asia a un mercato di tappeti e c'era un bandilore che faceva il mercato, no? Accettava offerte e poi quando decide lui dà il salto col martello e dichiara il tappeto venduto. Allora, si comincia un tappeto venduto per 6 rupees. No, il rupee vale meno della antica lira italiana, okay? Per mettere le cose in prospettiva.
Un altro tappeto venduto per 8 rupees. Un altro tappeto venduto per 10 rupees. E questo turista è sbalordito. Che succede qui? Questi manodopera che hanno dovuto centinaia di ore per fare, si stanno vendendo per, come si dice, spiccioli. Okay. Allora il mercato finito, andò alla persona che gestiva il mercato e gli disse: ma che state facendo qui? State buttando queste cose, queste roba per niente. E il venditore gli guardò e gli disse: ma signore, non c'è un numero più grande del 10. Non c'è numero più grande del 10. Che stai dicendo? E questo è il problema di tutti noi, me incluso. Abbiamo degli orizzonti, abbiamo delle prospettive che hanno tutte dei barriere, tutte delle frontiere e non riusciamo molte volte di riconoscere che si può spingere queste barriere. Dopo il 10 c'è l'11, dopo l'11 c'è il 12 e magari anche forse arriviamo a 100 e forse anche a 1000, chissà, forse anche a 1.000.000, no? Ma ci vuole spingere perché partiamo da una situazione dove i nostri orizzonti sono molto limitati. Come disse il sociologo Max Weber, si deve creare e condividere la visione dell'impossibile, poiché il possibile si diventa reale. La congiugazione è buona? Ok, grazie. Ok. Allora, io vi pongo un po' di esempi di paesi piccoli, territori piccoli, che hanno dovuto da fare con paesi più grandi e nonostante il pregiudizio, nonostante la stereotipicazione che ci ha parlato Riccardo più avanti, alcune volte sì, il piccolo ha il meglio sul grande. Conoscete la situazione qui, se siete tifosi di calcio? Vi faccio ricordare 2016, campionato Euro, Islanda contro Regno Unito. Conoscete che cosa è successo? Rooney ha segnato nel terzo minuto, tutti credevano sarà un walkover, no? L'Islanda risponde con 2 gol e vinse la partita, 2-1. L'allenatore dell'Inghilterra ha dovuto risegnare il giorno dopo. Ma che vergogna, no? Queste cose succedono e non succedono soltanto sul campo di calcio. Ovviamente auguro per il Cagliari stasera, che è un impegno contro la Roma. A casa, vediamo. Forse si avanza un po' dalla base della Serie A. Dunque, io ho messo insieme questo libro, potete vedere la copertina in inglese, è la lingua in cui pubblico la maggior parte delle mie opere. Vi faccio sapere presto, rapidamente, il contenuto di questo libro. Ci sono molti esempi di situazioni dove il piccolo, dunque, una situazione binaria, c'è il piccolo, c'è il più grande, e nonostante quello che si aspetta, il più piccolo... Ok. Così va meglio? Fai di pulso passi che da seguito perché così stai sopra la luce. Ok. Allora, ecco, vi pongo qualche esempio per farvi vedere che si può sbilanciare l'aspettativa, si può fare cose che, almeno teoreticamente, in principio, molti di noi non siamo preparati ad accettare. L'opposto di faulas è fatto, no? Invece di bugia, trattiamo anche dei fatti. Alcuni fatti qui. Ci sono 193 paesi che hanno una rappresentanza come si dice? United Nations, Nazioni Unite, no? 193.
tutti gli stati del mondo. Allora, se si prendono tutti questi stati e si comincia dal più piccolo in termini di popolazione e si metta in ordine di popolazione tutti gli stati del mondo, che finiamo allora con l'India, non la Cina, l'India ha sorpassato la Cina che stanno in termini di popolazione, e li mettiamo così. Il centro di questo schema sarebbe il paese, diciamo, medio, di taglia media. Siete d'accordo? Ok, allora la domanda è: quale sarebbe la popolazione di questo paese? Che pensate? Che pensate? Quanti milioni? 20? 5? 50? Infatti lei ha ragione, signore. La media popolazione del mondo è 5,3 milioni. Ci sono 96 paesi, 97 paesi che hanno una popolazione di 5,3 o più, e lo stesso numero di paesi che ha una popolazione di 5,3 o meno. E il paese che sarebbe proprio lì nel centro è la Finlandia. La Finlandia ha una popolazione di questo taglio. Dunque, questa è una realtà che poche persone sanno. Se la Sardegna fosse un paese sovrano, ci sarebbero 43 paesi più piccoli della Sardegna. 43. E questo potete controllare. Allora, è un fatto che sbalordisce alcune persone, ma almeno adesso sapete la verità. È un mondo dunque fatto da paesi piccoli. Infatti sto concependo un libro che problematizzerà la situazione dei paesi grandi. Sono loro il problema. Sono loro l'eccezione. Tutti gli altri sono normali. Quando si dice paese piccolo, dobbiamo dire paese. Punto. Punto. Perché è la normalità. Allora queste sono cose che dobbiamo capire, dobbiamo confrontare. I paesi piccoli del mondo, specialmente quello in stato di sviluppo, si sono anche assemblati insieme nelle Nazioni Unite, hanno formato un gruppo, SIDS, Small Island Developing States, hanno organizzato le loro conferenze internazionali e adesso sono una voce molto importante nei negoziati che hanno da fare col cambiamento del clima. Se c'è una referenza a non esagerare nel tasso di temperatura oltre il livello preindustriale, c'è una referenza al 1,5% Celsius. È dovuto a questi paesi piccoli che questo testo è stato introdotto nel Trattato di Parigi. Dunque parliamo di gruppi di giurisdizioni, di paesi molto piccoli. Ci sono 27 paesi che hanno una popolazione di meno di 1 milione. 27. Ma nonostante questo taglio hanno una voce stragrande. Allora, in questo libro tratto velocemente la questione dell'Islanda con il Regno Unito, quando l'Islanda voleva estendere il suo territorio esclusivo economico. 1. Il Timor dell'Est, uno dei paesi che è divenuto indipendente molto recenti, nonostante che è uno dei paesi più grandi del mondo. L'Indonesia sarebbe l'arcipelago più grande del mondo. Non voleva che lasciasse il Timore di diventare indipendente. Antigua e Barbuda, popolazione di circa 100.000 persone in questo paese, che ha portato gli Stati Uniti a un tribunale e vinse. L'isola Maurizio, popolazione simile alla Sardegna, 1,5 pressopoco milioni, che ha riuscito a mettere in imbarazzo il Regno Unito sopra le isole Chagos. Ci sono già adesso 3 dichiarazioni da 3 enti internazionali che dichiarano
che il Regno Unito occupa illegalmente, criminalmente queste isole, che si devono restituire all'isola Maurizio. E Malta che si è sviata, diciamo così, dall'orbita dell'Occidente negli anni 70, divenuto un paese non soltanto sovrano, indipendente, ma anche non allineato e neutrale. Kuwait, invasione di Kuwait dall'Iraq. Kuwait un paese molto piccolo, ma trovò la solidarietà di molti altri paesi e dunque l'Iraq finisse questa guerra in grande difficoltà. E poi c'è anche un esempio italiano, nella vostra illustre penisola c'è anche un altro paese sovrano, a parte il Vaticano, parlo di San Marino, e la sua costituenza, la sua antica storia come repubblica lo ha salvato da essere trascinato nella Repubblica Italiana. Allora, i tempi cambiano, gli stati piccoli diservano, richiedono di essere rispettati, e quando dico stati piccoli dico anche territori piccoli. E questo è qualcosa sulla quale dovete pensare. Nonostante che non siete un paese sovrano, non esclude la possibilità della paradiplomazia. Ci sono molti territori che hanno, nonostante il fatto che non sono sovrani, che hanno presenze, che hanno voci in conferenze, in gruppi, in associazioni regionali o internazionali. E quando ti trovi alla tavola puoi parlare, puoi lasciare risultati. E questo è molto importante. Per sbattere il 10 ci vuole confidenza e ci vuole competenza, due parole che rassomigliano, no? Ci vuole la confidenza poiché potete comunicare, poiché avete un argomento solido, perché vi presentate in un modo attraente, che fa senso, che ispira, che motiva, che crea dei sudditi, dei followers. E non parlo su Facebook o Instagram o TikTok, necessariamente. Poi ci vuole anche la competenza, deve avere la possibilità di sottolineare il vostro argomento con fatti, con ricerche. E questo materiale esiste e continua ad espandere, e allora è un augurio per voi di assumere le responsabilità, che se volete cambiare la vostra realtà dovete anche contribuire a quelle realtà. In inglese l'espressione sarebbe: if you want to write things, you have to write about them. La parola write vuol dire due cose: write, corretto, write, ma anche write, scrivere. Dunque, se volete correggere la realtà, allora andate a scrivere, andate a parlare. Mio paese, Malta, piccolissimo. Questa probabilmente è la foto che uso più volte quando vado all'estero, perché è potente, è potente. Riconoscete il taglio del paese? Guardate all'aeroporto e alla pista. La vedete? Ok, quella pista è lunga 3 chilometri. Il paese è lungo 8 piste. Ok? 8 piste. È un paese sovrano, è un paese con una lingua nazionale, è un paese con 6 rappresentanti nel Parlamento europeo, e la Presidente del Parlamento europeo sarebbe una maltese. Gracias a Godfrey por espuerdo que zadinau. Godfrey tenia da pressi pure questa tenere de picai sa parecchio un castello e tanto si doppia da fuori. Ma nosu si cheusu con tutto questo che teneusu de desina e costumeria e si dedusu
Zizzerriada, Marc de Mont. Marc è professore di francese e su impara su Center College su Kentucky e su impara da su sardo può fare una cosa, e su impara da su sardo può ti fai de ponti in tre altre lingue. E su impara da gallancuno fu e due esistenti susu e impara da su sardo può ti fare imparare in melusu le altre lingue. Ma in moisi la su conissu che si du contata. Marc de Mont. Grazie mille per aver invitarmi a questo festival. Mi dispiace per il mio italiano, anche io, è la mia terza lingua, è la mia prima volta che io presento qualcosa in italiano, devo dirlo. Allora, studiare il sardo non è utile, andiamo. Allora, io volevo iniziare un po' questa presentazione con un'analisi di che cosa capisciamo con la parola utile quando parliamo di una lingua, ok? Allora, c'è per me tre aspetti, tre dimensioni quando parliamo di una lingua utile. Allora, nell'aspetto mercificante, l'apprendimento di una lingua è vissuta come un investimento per un cambiamento positivo del status sociale o professionale. E la lingua a questo punto è ridotta a un codice linguistico che deve essere imparato senza reale connessione con la cultura o la società di questa lingua. Ovviamente potete vedere questo aspetto da diverse fonti. Improve your salary and career by speaking a second language, right? Want to make 263,000 a year, learn this language. All those, questi argomenti potete vederlo un po' dappertutto. Il limite ovviamente di questo aspetto è che la scelta della lingua da studiare è imposta dal mercato economico globale. Il secondo aspetto è l'aspetto romantico, che mi piace molto perché sono romantico, però da questo aspetto le lingue in generale, la loro natura, nella loro lettura, le lingue hanno un valore intrinseco e inalienabile. La lingua diviene un ricettacolo privilegiato di una cultura e di un'identità etnica nazionale. Ok. Ci sono, è anche un aspetto molto conosciuto e penso che dappertutto, che sia in Francia, in Germania o in Sardegna, possiamo trovare questo aspetto dell'utilità di una lingua come ricettacolo della cultura. A volte parliamo dell'alma francese, l'alma tedesca, eccetera. Ci sono limiti. Mi piace molto questo aspetto, però ci sono limiti. Per l'aspetto romantico, la lingua è espressione di un'identità radicata. Ok? L'alma. Però questa rappresentazione ignora anche i processi storici, sociali e poetici che la formano. Okay? Questa identità non è un'identità fissa, è un prodotto anche dei processi sociali e storici. E ultimamente è un aspetto che può essere interpretato come ideologico perché funziona su idea della nazione, dell'identità, della cultura e abbiamo diversi modi di capire che cos'è la nazione, che cos'è la cultura, eccetera, eccetera. E quindi è meno unificante perché io posso avere un'altra visione della nazione, perché io posso avere un'altra visione della cultura. Questo aspetto romantico è un po'
unificante. Ok. Il terzo è l'aspetto cognitivo-linguistico. Recentemente tende a sostituirsi all'argomento romantico. Potete vedere questo aspetto un po' più, un po' dappertutto anche. Allora, questo segue lo sviluppo degli studi sul bilinguismo o il multilinguismo e le conseguenze cognitive di esso. Come l'argomento cognitivo-linguistico può aiutare lingue minoritarie? Beh, prima è scientifico, è basato su esperienze, evidence-based, copre una grande diversità di studi e di temi, permette di oltrepassare il linguismo statale. Voglio dire qui che questi studi fanno la promozione di una situazione dove la gente non parla solo una lingua, ma due o tre. Risponde all'ansia dei genitori, sì, dobbiamo pensare anche ai genitori. Quando parliamo di utilità, generalmente è questo. Perché i genitori pensano al futuro dei figli e dicono forse è più utile di imparare l'inglese. Questo lo vedremo infatti un po' a questa ansia dei genitori. E poi permette di pensare anche l'identità in maniera un po' più complessa e parleremo di questo un po' dopo. Allora, io voglio parlare un po' delle cose che io faccio o che ho fatto in America. Allora, ho creato questo corso di linguistica delle lingue romanze e intercomprensione in questa università, piccola università, per Spring 2022. L'obiettivo accademico di questo corso era di sviluppare la conoscenza teorica delle lingue romanze, studiandone le basi della politica storica e della grammatica comparativa. E poi sviluppare le competenze di lettura in diverse lingue e l'aspetto intercomprensione. Allora, gli studenti hanno imparato a leggere in francese, in spagnolo, in portoghese, italiano, catalano e sardo. E poi il terzo obiettivo era di sviluppare la fiducia in se stessi, l'autostima e la loro identità di parlanti di lingue straniere al di là della loro L2 o L3. Io voglio dire che la cosa che era importante per me è che gli studenti si identificano non solo sono parlanti di francese, ma sono parlanti di lingue romanze in generale e avere una visione un po' più larga che solo la lingua che io parlo adesso. Il prerequisito per questo corso era la conoscenza di almeno una lingua romanza di livello B1 o B2. Allora, intercomprensione e lingue ponte, il sardo nella classe. Allora, in questo tipo di classe ovviamente tutte le lingue, ogni lingua ha la sua utilità. Io voglio dire che perché il spagnolo, il francese, il portoghese e il sardo sono figli del latino e fanno parte della famiglia delle lingue romanze, non c'è una priorità finalmente al francese sul sardo, per esempio. Mostrano diversi funzionamenti di lingue romanze e hanno anche una comunità, io voglio dire che hanno cose in comune. Allora io posso parlare sardo e c'è qualcosa in comune anche con il francese, con il spagnolo e io posso trasferire questa conoscenza da una lingua all'altra, ok? Allora, il sardo è stato studiato come tutte le altre lingue, gli studenti hanno letto 1 o 2 articoli in sardo a settimana e in totale tra 16 e 24 testi giornalistici o accademici in sardo. La letteratura è un po' più complicata ovviamente, quindi il tipo di testo è giornalistico o accademico.
E poi il corso basato sulla incorporazione di lettura non ha differenziato le varianti. Ovviamente il corso è basato sulle cose che le lingue romanze hanno in comune. Quindi non c'è bisogno di fare una differenza tra le varianti, infatti. Ok? E infatti... non mi ricordo avere un studente che ha notato una differenza. Per l'esame finale il sardo era una lingua obbligatoria. Gli studenti dovevano scegliere tre lingue, ok, per l'esame finale, però il sardo era la quarta. Ok. Non funziona. Oh. Boh, ok, vabbè. No, è che... è venuto questo articolo sulla mia classe sull'Unione Sarda e poi era un po' divertente di vedere i negativi della gente. Mi ricordo in particolare qualcosa che ho molto apprezzato, qualcuno che diceva spero che questo professore farà qualcosa di più interessante nella sua vita. L'ho trovato che era la più bella, infatti. Ah no, è solo qui. Gli servirà molto nella vita del Kentucky come imparare a suonare il flauto alle elementari. Ma che senso ha insegnare il sardo nel Kentucky? Poi con il sardo, eccetera, eccetera. Ok. Purtroppo i corsi universitari spesso si declinano in cose inutili. C'è anche questa nozione di essere utile o inutile. Mi viene da ridere, in Sardegna molti non lo capiscono e tanto meno lo parlano. E si è fondamentale. E auguro al professore di fare cose nel proseguo della sua vita. Io non voglio fare qualcosa di più utile, infatti. Allora, invece il feedback degli studenti. Allora, ho fatto ovviamente una selezione di questo feedback. Avevo chiesto di scrivere, infatti, abbastanza molto per avere un po' di feedback su questo corso. Però ho provato di organizzare un po' questo feedback. Allora, c'erano feedback su lo sviluppo cognitivo. Lo studio del sardo mi ha aiutato molto a sviluppare la fiducia nella mia capacità di lettura. Questa maggior fiducia mi ha permesso di leggere più velocemente poiché non ero così concentrato sulla comprensione di ogni singola parola. Mi ha piuttosto sul contesto generale e potevo fare inferenze più consapevoli sulle parole senza ripensarci. C'erano anche cose sulla fiducia in loro stessi, anche se all'inizio era scoraggiante, soprattutto il sardo. Ora non vedo l'ora di sfidare le mie capacità di intercomprensione di lingua romanze, anche quelle che non abbiamo studiato. Sento di aver acquisito competenze nelle mie tre lingue di studio, catalano, portoghese, italiano e forse anche nel sardo. Espansione della loro identità, la cosa che in inglese si chiama global citizenship, l'ampia interazione con i testi in italiano e in sardo nel corso dell'intero semestre mi ha fatto venire voglia di esplorare queste lingue al di fuori della classe e di informarmi in modo diverso da quello scritto. Ho iniziato media e musica sarda. Questo mi ha aiutato a sviluppare la mia capacità di prendere la lingua parlata a livello di conversazione. E finalmente, conoscenza del contesto culturale. Questo ha anche fornito un contesto culturale per le lotte per il riconoscimento delle lingue regionali, come il sardo, contro le lingue nazionali dominanti, come l'italiano, nonché per i problemi legati alla standardizzazione. Allora, se è utile per gli stranieri, non so.
Allora, ovviamente è utile, particolarmente se pensiamo al bilinguismo. Gli studi sul bilinguismo hanno dimostrato che le persone bilingue manifestano maggiori flessibilità cognitiva, capacità di concentrazione, memoria, capacità di comunicazione, controllo inibitore e rapide a prendere decisioni giuste o precise. Ovviamente è utile. Io penso anche che forse c'è un argomento a creare sul calcio, no? Sì? Si dice calcio, no? Su questo aspetto, non so, imparare il sardo e divenite migliore al calcio, cose così. Le persone bilingue hanno più facilità ad imparare un'altra lingua, particolarmente se appartiene alla stessa famiglia. Allora, questo è solo la conseguenza delle conoscenze delle strategie che funzionano per loro. Dipende dalle persone, però io so per esempio che io sono molto visuale, c'è altre persone che devono ascoltare molto di più. Quando hai fatto questo lavoro di indicare che cosa funziona per te, non hai bisogno di fare questo aspetto per un'altra lingua. Anche c'è lo sviluppo delle competenze metalinguistiche. Quando hai imparato una lingua, ovviamente hai questi modi, sai prima cosa è un verbo, cosa è una congiugazione, come funzionano i pronomi, eccetera, eccetera, e hai questa conoscenza sulle lingue in generale. E poi tra le lingue della stessa famiglia, ovviamente, quando parli il sardo, è più facile di imparare il francese se pensi un po' alle cose che fai. E quindi è ovvio che studiare il sardo è utile in sé, a livello cognitivo, ma anche per imparare altre lingue. Sviluppo della fiducia in se stessi, autostima. Studiare il sardo permette di costruire una fiducia per essere capaci di imparare una lingua. Ovviamente questo dipende anche della mia capacità a capire che io sono parlante di un'altra lingua. E tutto un sforzo forse a fare, a riconoscere questa lingua non solo come un variante, non solo come una lingua, ma propriamente una seconda lingua. E poi costruzione dell'identità. Allora, gli studi su seconda lingua mostrano anche che una lingua si impara facilmente quando l'apprendente si identifica nella lingua studiata. Voglio dire qui che è più facile per me quando posso identificarmi come, per esempio, io voglio imparare il sardo, che è vero. Ovviamente è più facile per me quando ho amici che sono sardi, quando io trovo cose interessanti nella cultura, nella società, per identificarmi come parlanti di questa lingua, ok? Importanza cruciale di avere una presentazione positiva e contemporanea della lingua sarda per i più giovani. Ovviamente questo dipende di questo. Per avere parlanti giovani, i parlanti devono identificarsi a una cultura che trovano interessante. E imparare una lingua permette di immaginarsi di far parte di una comunità più globale. Qui possiamo infatti ritrovare un po' l'elemento romantico, ma non a livello di una politica, però a livello immaginario. Quando io parlo inglese, quando parlo francese, quando io parlo il sardo, una comunità immaginaria. Non vuol dire che non è vera, ok? Ma io faccio parte di questo gruppo, che è un'immagine, ma un'immagine che è importante per me. Ok, allora, e l'inglese? Allora, ovviamente io non voglio essere ipocritico, la mia presenza qui dipende dal fatto che io parlo inglese. E quindi imparare il sardo sarebbe un messaggio di dire che imparare l'inglese non è importante, però io penso anche che
Il sardo, infatti, può aiutare a imparare l'inglese. Allora, volevo dire che passa infatti tra le diverse fasi che ho identificato un po' prima. Allora, prima l'identificazione alla lingua sarda. Immagino un po' un bambino che deve imparare diverse lingue. La prima che dovrebbe essere imparata, infatti, è il sardo. Ok, perché è la più prossima, è la lingua con cui il parlante il bambino può identificarsi il più facilmente. E quando ha imparato già questa lingua, diviene più facile per imparare un'altra lingua, che sia l'inglese o il spagnolo, il francese, eccetera, eccetera, eccetera. Io devo dire, prima di finire, che quando ho iniziato a fare questa presentazione mi dicevo sempre io non voglio essere ipocritico perché la mia presenza infatti dipende dal fatto che io parlo inglese. Poi recentemente, 2 giorni fa, mi sono detto ma infatti se sono qui oggi è anche perché ho studiato il sardo. Grazie. Grazie a Jean-Marc. Questo zacca di mano su fuori da voi non ti tu sei vindicato, ma non era mi tu. L'applauso era per te, non te lo sei goduto, sei scappato. Tanto su a... Tanto su chi a fuori dai su sardo non sarebbe da nuda no, si dà di now Mark. Ma in moi e chi c'è? In moi c'è Noemi Podda. E chi è Noemi? Noemi è esperta de relazioni commerciali del sud-estile che c'ha dentro dessa Sardegna e dessa Europa. Essa si impegna da attività culturali che propone una visione alternativa del suo patrimonio demo-etno-antropologico mediante sagrai de ligi del suo vestiario popolare. I veri sardi vestono tradizionale? È vero o è faula? Zidu conta da Noemi Podda. Buonasera a tutti. Innanzitutto grazie, sono davvero molto lieta di essere qui stasera. Cominciamo. I veri sardi vestono tradizionale. E cosa si intende poi per costume? Iniziamo da queste 2 foto che amo particolarmente. Arrivo dal Sarrabus, esattamente da Muravera, e in queste 2 immagini abbiamo 2 famiglie possidenti, una di Samito e una di Muravera. Mentre nella famiglia Piras troviamo ancora persone vestite a costume, nella famiglia Cucca vediamo che palesemente le persone sono vestite con quella moda che in gergo definiamo di tipo europeo. Direste veramente che questa foto è scattata a Muravera? Molti di voi sicuramente no. Nell'immaginario comune, quando pensiamo all'abbigliamento in Sardegna, immaginiamo più o meno le persone vestite come i genitori della famiglia Piras. E attenzione perché vediamo in quella foto come tra 2 generazioni, ossia tra i genitori e i figli, ci sia già una grandissima differenza. Ma non per questo i figli sono meno sardi dei genitori, oppure la famiglia Cucca è meno sarda dei Piras che sono vestiti a costume. Questo è un problema che riscontriamo negli ultimi anni. Quando mi capita di parlare e di dire che anche io indosso il costume, le persone mi guardano e mi dicono: il costume? Come se fosse un po' un costume di carnevale, qualcosa, una sorta di disvalore. Però quando intervisto gli anziani, ormai novantenni nel 2023, che hanno conosciuto gli ultimi personaggi che indossavano quella tipologia di foggia, sogliono fare una distinzione. Questo vestia da costume, zia Rega vestia da costume. E invece
per le persone che non utilizzavano quella tipologia, definiamolo alla sardesca, si dice in genere ma gossubi sia da sa civili. Già nel linguaggio di queste persone c'è una differenziazione, ci sono proprio due poli, il polo civile e il polo costume Sardegna. Cosa significa? Che il costume è in civile oppure che la parte civile non è sarda? Questo ve lo lascio, intanto potete pensarci, perché è una questione che ritroviamo ancora oggi molto diffusa. Parliamo un po' di più di questi costumus. Abbiamo sempre l'idea che il costume sia qualcosa di locale. Il costume in realtà è fortemente identitario, ma questo non soltanto in Sardegna, è identitario per ogni popolazione. E perché voglio proprio mettervi a confronto queste immagini? Intanto nella parte di mezzo sono due bellissimi cagliaritani. Sulla parte in fondo avete l'uomo che arriva dalla Spagna. Invece questo signore qui non è semplicemente che croato. Abbiamo 3 punti geografici ben diversi, però vediamo quanto il famigerato Serenicu del cagliaritano sia simile, uguale ai Serenicus che utilizzano in altre parti. Questo perché? Perché nel momento in cui si scava un pochino ci si accorge che banalmente tutto il mondo è paese. Molto semplicemente. Le stoffe, pensiamo alle stoffe. Cosa si produceva in realtà in Sardegna? Sentiamo queste prosopopee quando ci sono le sfilate, insomma, tutti quegli eventi in cui vedete maree di gruppi, di persone vestite e si dice, questo scialle è sardo, il broccato sardo, ma questi indumenti sono seriamente sardi? Vi faccio un piccolo spoiler. In realtà assolutamente no. I famosi scialli sardi arrivano dall'estero. Abbiamo l'idea di una Sardegna isolata, ancora con questo luogo comune, purtroppo, ma in realtà in Sardegna arrivava di tutto. Se andiamo a vedere le fonti, in alcune fonti ritroviamo addirittura l'antenato del reggiseno femminile. A chi verrebbe mai in mente? A nessuno, soprattutto quando si tratta di un documento del 1850, per esempio. E quindi è interessante vedere quanto i sardi abbiano fatto proprio, abbiano creato con tutte le caratteristiche che ritroviamo palesemente in Europa, il loro proprio vestiario, comunicando e definendosi. In questa slide invece ci concentriamo sul capospalla. Abbiamo il nostro cagliaritano con una bellissima giacca che ritroviamo esattamente qualche anno dopo in Alsazia. Tutti quei signori là sono alsaziani, quindi siamo nel nord-est della Francia. La giacca che vedete qua è un originale appartenuto a uno dei signori in fotografia, mentre quella di sotto è una giacca spagnola. Vedete quanto sono simili i capi nella struttura e cioè sono palesemente uguali. Cosa ci dice questo? Ci dice che appunto il costume in Sardegna non è così unico, così locale. In realtà, come oggi, tutti quanti indossiamo il blue jean, ok? Che tra l'altro anche lì, il blue jean in che periodo nasce? Nasce non nel Novecento, non negli anni 50, non negli anni 60. È qualcosa di ancora più antico. Jeans non è semplicemente che la trasposizione in inglese di jean, quindi Genova, tela di Genova. Il denim arriva da Nîmes, la città francese.
La Francia è stato un polo enorme, ritroviamo tantissimi indumenti in Sardegna costituiti da stoffe che ci arrivano dalla parte dell'Europa dell'Est, dalla Francia, dall'Inghilterra, ma anche e soprattutto dalla Spagna. C'è una certa influenza anche dalle conquiste purtroppo precedenti. Quindi la giacchetta spagnola, che poi ritroviamo anche nei Sardi e anche in Alsazia, indica che c'era comunque un commercio molto ampio e diffuso proprio a livello europeo. La Sardegna, essendo poi al centro del Mediterraneo, era un punto centrale. Tutti passavano da noi e questo si ritrova palesemente nei nostri abiti. Un altro esempio ancora, tutti almeno avrete visto queste due bellissime fonnesi che sono mamma e figlia. Ecco, ci sono alcune caratteristiche che si pensano essere soltanto sarde. Non è così. Vediamo che la struttura delle gonne, la donna in centro, è spagnola. La struttura delle gonne è molto simile, addirittura indossa quella che nel Sulcis oppure anche a Cagliari chiamiamo la mantiglia. Quindi vediamo come le influenze sono ancora presenti da noi tutt'oggi. Questa foto è una foto che per me è essenziale. Diciamo che è un po' il fulcro di tutto quello a cui sono arrivata oggi. Grazie a questa foto, che è una muraverese, questa signora si chiamava Delia Cucca, questo è stato il mio punto di partenza, è stato il punto in cui mi sono resa conto e mi sono anche chiesta cosa stessi facendo. Ho sempre fatto parte di gruppi folk per tanti anni e dobbiamo pensare in realtà abbiamo una grande responsabilità, perché ne parlavamo anche prima a pranzo, parliamo degli immigrati, parliamo dei gruppi che vanno nel circolo sardo X, portano i costumi, i balli. Quindi che responsabilità abbiamo? Perché quando guardiamo una sfilata o una processione vediamo schiere di persone vestite tutte uguali? Dove sta il cortocircuito? Perché sono vestiti tutti uguali, un po' come se fosse una divisa, un po' come se fossero dei soldatini? Vi racconto una storia molto veloce. Come arriviamo a tutti questi gruppi presenti oggi? Molto semplicemente, durante il boom economico c'è stato molto semplicemente un incremento del turismo. Ok? A questo punto c'era bisogno di intrattenere il turismo. Quale migliore idea se non ritirare fuori i pezzi antichi anche più belli, che erano quelli che venivano conservati? Perché diciamo che l'abbigliamento giornaliero sparisce molto velocemente perché c'era l'idea di questa è sta roba beccia, ci do voglio. Ecco, quando morivano le persone si conservavano i pezzi antichi, i pezzi autentici, che per noi ricercatori oggi sono oro. Cioè noi abbiamo bisogno di quei pezzi, perché grazie a questo, ne capiamo la struttura, possiamo fare delle ricostruzioni. Ecco, arriviamo appunto ai famigerati anni 60, boom economico, turismo da intrattenere. Ma creiamo questi gruppi? Sì, e si sono posti il problema: con quale abito? Col migliore che abbiamo. E in questo momento in Sardegna c'è stato un grossissimo problema che ci portiamo dietro ancora oggi. È il fatto che hanno iniziato a riprodurre all'infinito questi abiti. Come però? Senza fonti, senza ricerca. E più o meno facciamolo così. Questo era. Si compravano rotoli di stoffa, 15-20 metri, e ci si facevano i vestiti tutti uguali. E questo diventa un problema, perché poi nella mente delle persone c'è l'idea di riconoscere quell'abito come l'abito del paese X.
Pensate a qualsiasi abito che vi possa piacere di un qualsiasi paese, visualizzatelo, visualizzate sicuramente una versione ben precisa. Benissimo. Come era strutturata la società in antichità? E quei pezzi sono stati riprodotti bene. Il problema è che, un po' come il gioco del telefono, io dico A e poi arriva Z ed è una parola completamente diversa, uguale con gli abiti. Perché arriva zia Maria che non sa cucire come mia Trisavola cuciva nell'Ottocento, nel Novecento, e quindi storpia un pochino il giacchino e te lo faccio un po' più largo. La cosa bellissima, classica, che tutte noi donne abbiamo sentito almeno una volta nella vita vestendo in costume è stato: te lo faccio un po' più largo perché se ingrassi o rimani incinta ti sta comunque. Dico io. Perché devo avere un abito che mi sta 3 volte tanto largo se effettivamente sono così? C'è proprio un concetto di costume come un po' un oggetto di intrattenimento. E vabbè, tanto lo usi un paio di volte l'anno. No, signori, il costume è una cosa importantissima. Il costume è quello che definiva i nostri avi. Non è da sottovalutare, è seriamente una questione identitaria. Noi, quando indossiamo un costume o un abito tradizionale, chiamatelo come preferite, cioè, che responsabilità abbiamo? Cosa vogliamo proporre? Vogliamo presentarci e scimmiottare balletti, servire a banchetti vestiti in abito, con una cosa che i nostri antenati consideravano comunque preziosissima, perché era un modo di esprimere sia loro stessi, ma anche tutti quei codici sociali non detti. In questo caso vi ho aggiunto appunto l'esempio del famoso scialle sardo, che altro non è che un semplice scialle, uno scialle molto semplice, canellato con tessitura jacquard, che ci arriva da Lione, dalla parte alsaziana o molto spesso anche dalla Francia. Io oggi vi invito tutti quanti a pensare, quando vedete una sfilata, una processione, quando vedete persone che indossano l'abito, a chiedervi seriamente cosa state guardando e soprattutto a controllare e vedere le foto dei vostri antenati, molto semplicemente, perché molto spesso non si prende in considerazione anche l'evoluzione dell'abito, perché come noi oggi, le mode cambiavano allora come cambiano oggi, e chiunque poteva personalizzare e utilizzare stoffe più o meno pregiate in base anche alla propria condizione. Ci sono quindi numerosi canoni, numerose caratteristiche da tenere in considerazione nell'abito. Quindi vi chiedo tutti quanti, quando guardate un pochino oppure indossate anche un abito, di chiedervi per la prima volta cosa sto facendo e che messaggio voglio dare di me e dei sardi. Intanto vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a Noemi. Tanto su, siccome ti picciocco, su in diretta, in sa pagina di Facebook di IA TV, di Hans, e si vedo un piacere in mano, ciccai de fai prusa sta muda che potesi, poi tagliesco su strubai senza diretta, sta gente che si sti castiende uomo, tenete un pago di arrefrincolo su. E poi, a barrendi ai ci vedendo di Facebook, Instagram, e poi tenevo su un contributo che santi mandavo, devo in meno sinare nuda, ma che si fece una questionata apposta, ma io su che tu conoscesi? Sei pronto su picciocco su? Si può? Dei, brinta, Anna Maria. Ciao zia. Ciao, Redei, ti sei bene di Papa Silaredda? No, beh, ma prendi anche mamma.
Taponata, mo vado da zia Gisella a prendermi il caffè, che mi spedia, sa. Anna, visto che stai andando, riportale questo. Fiadora ne di usare. Sezzi dite. Non di dov'angio, ma noi. Che buoni di noi. No, ma belle già dalla Zasi, vai, però simpatica e lavoro su trucco di. Grazie, zia, ogni tanto i complimenti fanno piacere. No, il marito tu ti fare il complimento, sì? Quello sì, certo, è sempre stato un uomo galante. Ti dà ragione che hanno di pregi a Vincenzo. Ma lo sai che ci ho pensato da poco, zia? Ho pensato che magari Marisa mi odia per questo motivo. Ma Vincenzo scelse lei? No, Anna Maria, no, non è questo il problema. Vuoi dire no, dopo una mamma tua pure. Se tu vuoi che sei cambiata a me, sei troppo ariosa. Ti sei montata a sta conca e non c'era necessità a comprendere poi te. Questa Marisa ti fai ferie. Oh zia, dai, è il mio modo, ormai mi conoscete. Mi vuoi bene? Matteo, non ti dà mai guarda di libere te, però mi fai danno a bere come ti comporta se con sorresta tua, poiché che a me Marisa mi filla. Te pazienza, Anna Maria. Zia, ascolta, io e Marisa non siamo mai andate d'accordo da piccoline. Anna Maria, tu pure però, derrada picasta, derrada alla sassa, guarda da varia ferie e ti rispondiata. Beh, ma anche Marisa non era accorto di soprannomi, me ne ha affibbiati tanto negli anni. Ma che tu hai dato una stacca visione, è normale che sei di razza burria. Nonna? Ciao, zia. Ciao, Michael, ma che bel ragazzo che sei cresciuto tantissimo. Grazie, zia. Oh, nonna, ma non mi sta promettendo di niente, raga, te quando sta festa Santa Rega. Non c'è mincia sapessiri, no, ueo. Deo di onge, su chi volta bidao di onge, che ti da pucciai donao. Sta gira passati, tanto ha fatto. Oh, nonna, raga, ti sei si confondi a me, da ci sei una dire che insieme non è di noi. Però, Michael, non parlare così in sardo, dai. Scusa Anna Maria, ma tu non fiesta che strani in sardo, dottor Sora? Cosa c'entra, zia? Queste nuove generazioni devono progredire, non devono rimanere fossilizzate. Ma in sardo su sicuro sei a fossilizzare a Naratui? Zia, ma io conosco perfettamente l'italiano, quindi qualche espressione dialettale me la posso anche permettere in famiglia. In sardo sicuro era chi se ne commenti oggi, scusa Anna Maria. Ci chi se ne è italiano e ci chi se ne è su sardo pure, è giusto che tu ci chi se ne è. E poi muy dato casesi meda acculturata, ti faccio comprendi che su sardo non è un dialetto, ma è una lingua su sardo. Hai cicano durante là in sulle giornali, già d'ogni tipo intendo. Dunque sai, forma ridda prima di essere acculturata. So, zia, che il sardo è una lingua, cerca di comprendere il senso di quello che dico. Progusto, d'oggi dopo comprendi bene, tu hanno dialetto, hanno dopo intendi deo. Come ti tu sei precisina, poi certe cose non sono precisina, poi altre, sa? Dunque sai se sbagliavo, su sardo è una lingua. Ma, se lo dite voi. Veronica, che accanto a desi laureai, si è fatta sul corso de sardo puro. No, nonna, no, se vedi che è bello. Hanno imparato un sacco di cose, è molto importante per noi sardi, non perdere di parlare questa lingua, Puita now è meda importante, è un tesoro buonoso su questi, puita che ci fu di picciochetto puro che quando ho una tassa esame fu su di proma, in noi in Sardegna, dove ti donai vince in sardo io. A proposito di Veronica, è vero che si è fatta sposa con due carabinieri? Che paracula, non sa cosa dire cambia discorso. Sì, è sposa proprio con due carabinieri, Veronica. Belligente della giurata po' esame di filosofia da fatta piegare là. 30 e lode. Vabbè, di Veronica comunque ne ero certa perché io l'ho avuta come allieva, voi lo sapete, era bravissima. Diciamo che abbiamo tanto in comune con Veronica. No, in comune vago che nuda, poi che Veronica parla sempre cedda, non sentiamo un'aria, sa? Eppure di faidi. Ma e quindi questo nuovo genero per Marisa mi auguro che almeno si esprima in italiano con lui, perché so che non è sardo, è continentale, giusto? Io, Anna Maria, ce non c'entra ancora questo italiano, ce ne sei fissaretta, gnai. Marisa ci sarà italiano, sardo e su carabinieri, comprendi su sardo, meglio da me e due puro. Contenti voi, auguri. Scusa, Vago, come ti dà più nai? Se prendi mica il grande o anche a menti anima, cosa, zia?
Non ti ho capito bene, purtroppo io non lo capisco molto bene il sardo. Ma come ti fai se non comprendi su sardo che mamma tua da sempre che stiamo in sardo? Oh, zia, se sei sempre stati a diaicci, canto di ollo bene, non di davighisti, sono brullenti. E tocca, brullendi. Andendi se tengo in ara. Ah, non mi ti faccio piegare, me è nervosa Anna Maria, che deo tanto cosa su coro puro. A che non comprendi su sardo, e noi se nasce in casine pompo. E questo via da Luigi Bullitta, che non potete essere noi con noi, ma ci tenia da si fa piri questo video. E ci tenia da si può dare pure di Anna Maria, poi stai su a dice per Anna Maria, poi si vai in ai. Anna Maria mi da piacere, dice che fu a su sardo non mi comprende, se mi dispraciti. Questa cosa, non ti impari sti su sardo. Che gli scusso e leggio. Io mi sono sempre pedia, come ti potete essere che Deo, casciu su sardo, casciu una cosa in più su dei due, poi a saccapo signorante se ueu. E questa gente, come Anna Maria, Luigi ci tenia da sinai, che anche uno quando poi manca di studia, da fare di università, pare di che fai di proprio su traballo a simbessi. Devo imparare una cosa, poi mantinao, mi sono fatto prendere questa conca di questa stontesa, che poi a fuori dai su sardo e più leggio. Ma non si comprende di poeta, però, e chi ne può rutto? Badabo. Tanto su, voi usunenti, non si comprende dei poeta quando qualcuno poi manca e studia, se ne scaresce di noi esti partiu, calli funti sa regini si sua, e commenti de noi eniada, de noi enidi, ma durante adotto, su che uno si scaresce di noi partiti, ma come ti fai da scire e noi pandendo? Questo che... Questo è questo che si ollia da noi, Luigi, è con il suo lavoro che fai di su, e su una cosa che spolla da un pago questa che è in mezzo delle famiglie sarde che è attaccata, se poi sta a capo, è facile a si da piegare con Anna Maria, poi sta tutto su che non uscì Anna Maria, è sta vicina nostra de uomo, è sta sorresta, un'amica, ma non su pure frozzi si tutto su se sono paga Anna Maria, poi sta questo... Poi da questo che si fa da timmi è tipo che tu teneo su finse se no su pago in intro. Tanto su grazie a Luigi per su traballo che fai, per questo che narasa. E un uso attenzione meda non se tutto, ma si che uso con sumeria, dando su. In moi e chi ne c'è una persona che ha di studiare archeologia, esti divulgatrice, e essa fu da in pizzo su del ruolo sociale e dell'impero politico del suo patrimonio culturale e dell'archeologia. Siamo sardi, ma anche italiani. È vero su? O è faula? Se ne fu da Sara Corona. Buonasera, come state? Bene? Perché avete riso? Questa è una chiacchierata un po' critica, perché l'essere sardi ma anche italiani è un po' una malattia, diceva lui, il tecnico, però effettivamente è una cosa con la quale siamo stati educati, no? Una frase che si sente, alle volte prendiamo in giro chi dice questa frase, siamo sardi ma anche italiani, ma alcuni la dicono, la sentono, la percepiscono, ma soprattutto, in teoria, è una realtà. Nel senso, la carta d'identità ce l'avete tutti, il passaporto ce l'avete tutti ed è italiano, giusto? Quindi in teoria siamo tutte e tutti su carta italiane e italiani. Ci muoviamo nel mondo come italiane e come italiani, nel senso che ci rapportiamo con gli altri nel mondo, prima di tutto attraverso la nostra nazionalità.
E questo è il nostro stare nel mondo proprio come esseri umani in società. La nazione è l'unità di struttura sociale primaria, diciamo. Però allo stesso tempo siamo anche sarde, siamo anche sardi. Anche se questo essere sarde, questo essere sardi non è scritto da nessuna parte, nel senso non è scritto nella carta d'identità, non è scritto nel passaporto. Quindi a differenza dell'essere italiani, non è posto dalle strutture dello Stato, no? Però siamo sardi o no? Ci sentiamo sardi, ci sentiamo sardi. E allora perché abbiamo bisogno, qualcuno di noi, non tutti, io non lo dico per esempio, perché qualcuno ha bisogno di dire siamo sardi ma anche italiani? Perché quel ma? Perché queste due cose, l'essere sardi e l'essere italiani, sono in conflitto, c'è un conflitto di identità, quantomeno a livello di società, magari a livello individuale no, però a livello di società noi viviamo un conflitto tra queste due identità. E questa è una cosa importante, perché effettivamente cosa facciamo attraverso questo conflitto? Questo conflitto ci permette di notare che effettivamente l'essere sardi e l'essere italiani sono delle identità di gruppo, se così vogliamo chiamarle. E quindi l'essere italiani non è una realtà come il sole che sorge ogni giorno, che tramonta ogni giorno, è una questione identitaria. Ma è così sempre? Tutte le appartenenze nazionali sono questioni identitarie, solo che noi la vediamo come tale perché noi viviamo questo conflitto. E un'altra cosa importante che vediamo tra queste due identità è la disparità, perché una è posta dalle strutture dello Stato, una è confermata quotidianamente dalle strutture dello Stato, l'altra no. E allora vediamo insieme perché dico che siamo sardi ma anche italiani è una vaula. Questa è l'Italia, lo sappiamo tutti. E quelli che vedete lì ovviamente sono i confini dello Stato. Vabbè, abbiamo studiato tutte e tutti insomma che l'Italia nasce in un determinato periodo, noi abbiamo l'unità d'Italia, se non mi ricordo male era nel 1861, quindi sappiamo tutte e tutti che a un certo punto nella storia si costituisce questa unità, questo Stato-nazione. Ma sapere che la nazione nasce in un determinato periodo non ci impedisce di pensarla in un determinato modo, di pensarla come se fosse eterna. E mo vi spiego meglio. Tutte le nazioni, per esistere, hanno bisogno di raccontarsi come se fossero eterne, come se il popolo che vive nel territorio nazionale fosse un popolo che è sempre esistito, cioè come se la storia del popolo italiano si potesse ritrovare nel passato. E questa è una cosa che diversi studiosi di nazionalismi hanno notato, cioè la storia della nazione non è costruita cronologicamente, no? È costruita all'indietro. Quindi vai all'indietro e all'indietro cerchi quei momenti della storia passata che sono momenti emblematici, rappresentativi della storia del popolo italiano. E quindi aiutatemi un po', l'impero romano, Medioevo, col Medioevo soprattutto la lingua, no? La lingua italiana. Esatto, Rinascimento, Risorgimento, anche. E questi momenti storici si associano anche a personaggi, figure che incarnano le caratteristiche del cittadino italiano per eccellenza, Dante, Mazzini, no? E quindi, tornando a quando mi ha presentato Daniela, io ho studiato archeologia e adesso mi occupo di sociopolitiche del patrimonio culturale. Che cosa vuol dire? Vuol dire tutti gli usi che si fanno della cultura, tutti gli usi che si fanno quindi della storia, perché la cultura di fatto è dire noi siamo stati così e quindi siamo così adesso. Costruire la nazione, perché si tratta di una costruzione, no? Ci si siede a tavolino e si dice adesso nasce la nazione. È una questione profondamente culturale, è una questione di manipolazione della cultura. Siamo d'accordo più o meno su questo? E se costruire il cittadino italiano ha voluto dire, e vuol dire anche adesso ogni volta che si va a scuola, dappertutto, è una continua costruzione del cittadino italiano, ha voluto dire ricercare nella storia questa esistenza del popolo italiano. Ora vuol dire che l'essere italiano è una cosa irriducibile da cui non si può scappare, è una cosa esistenziale, no? Quando si dice ma noi ci comportiamo così perché siamo italiani, si selezionano
parti del nostro atteggiamento, ovviamente dimenticandosene altre, che si possono incasellare in questa definizione del popolo italiano, in questa definizione del cittadino italiano. Vediamo cosa è successo in Sardegna. Ve la ricordate questa cartina? Questa cartina aveva fatto scandalo. Era una cartina in un libro per l'infanzia, mi sembra Cuore di De Amicis, e c'erano tutte le regioni italiane con alcuni beni culturali rappresentativi di quelle regioni. Per la Sardegna avevano messo le pecore, che niente contro le pecore, anzi niente contro i pastori, che sono un elemento importantissimo nella nostra identità, però aveva fatto scandalo per tante ragioni. Ora, cosa ha voluto dire costruire il cittadino italiano in Sardegna? Omar Onnis dice che prima dell'unità d'Italia nessuno si sentiva italiano in Sardegna. E c'è una citazione che è attribuita a Massimo D'Azeglio con l'unità d'Italia che disse: abbiamo fatto l'Italia, lo sapete il resto, adesso dobbiamo fare gli italiani, esattamente. E in Sardegna questo cosa ha voluto dire? Ci sono pochi studi continuativi sull'uso della cultura nella costruzione del cittadino italiano in Sardegna, però un pochino, ce ne sono vari, quindi si possono un po' sommare e fare un attimino un collage. Sicuramente abbiamo un disconoscimento della lingua, altrimenti non saremmo qui, non esisterebbe ANS. C'è un disconoscimento della lingua, da parte dello Stato un rifiuto costante al bilinguismo perfetto, no? Incorporare la lingua nelle istituzioni, quindi a pari dignità di potere con la lingua italiana. Poi c'è anche tutta una questione di sviluppo della vergogna che si costruisce attraverso gli strumenti dell'egemonia, i media e soprattutto l'istruzione scolastica. Una vergogna verso l'essere sardi, una vergogna verso tutto ciò che si può legare alla sardità. In alcuni periodi storici questa cosa è stata palese, per esempio durante il fascismo. Durante il fascismo, secondo il politologo Carlo Pala, c'è stato proprio un impedimento all'uso della lingua, non si potevano chiamare i bambini con nomi sardi, c'è stata proprio una battaglia vera e propria contro la cultura sarda, perché chiaramente lo Stato fascista, uno Stato centralista, era in modo aperto, palese, contro, ho sputato, non so se mi avete vista, contro queste identità nazionali, no? Contro questa parcellizzazione dell'identità interna allo Stato. Poi in seguito è diventato un po' più nascosto, un po' meno visibile, però è rimasto, in modi un po' diversi. Vediamo ad oggi. Questa immagine non la sopporto. Secondo voi che cos'è? Non ci arriverete mai? Dai, provateci. Dov'era? Dai. No? Era in un oggetto che... Oddio, potrebbe anche essere... Era in un oggetto che compri al supermercato. Sale, chi ha detto sale? È un barattolo di sale che mia mamma ha comprato, io non lo posso vedere, mi dà troppo fastidio. Sto guardando la mia amica lì, anche lei non lo può vedere. Però è molto indicativo, Innanzitutto, una cosa che sappiamo tutte e tutti, altrimenti di nuovo non saremo qui, è che questa identità sarda, nonostante queste politiche di costruzione dell'italianità in Sardegna, resiste, persiste, e noi continuiamo a sentirci sardi e a sentirci sardi. Le ragioni potrebbero essere molteplici, sono sicuramente da investigare e da studiare, magari una di queste è che viviamo in un'isola. Potrebbe essere. Comunque, quale che sia la ragione, noi ci sentiamo sarde e ci sentiamo sardi. Che cosa è cambiato allora in questo processo di costruzione dell'italianità? Se il tentativo di cancellare l'identità sarda non è riuscita, o di inglobarla nell'identità italiana non è riuscita completamente, che cosa sta succedendo adesso in Sardegna? Succede questa cosa qui. Cioè, oddio, devo stare nella X. Che cosa succede? L'identità sarda diventa una sottocategoria dell'italianità. Cioè, vedete, questo è il tricolore che ingloba bene bene tutta l'Italia più isole e i quattro mori sono nel bianco del tricolore. Cioè, l'essere sardi è diventata davvero una sottocategoria dell'italianità, che è una cosa che si associa però a una costruzione dell'italianità in Sardegna che si è data sul segno dell'alterità, cioè il sardo come italiano. Era un italiano un po' diverso, cioè anche l'antropologia della fine dell'Ottocento aveva contribuito tanto a questo. Lombroso, tutta l'idea delle razze, no? I sardi in un modo o nell'altro, un po' diversi, una razza magari un po' inferiore. E allora come si conciliano queste due cose?
cioè il fatto che il sardo è italiano. E quindi cosa vuol dire che il sardo è italiano? Vuol dire che tu quando vai indietro nella storia e guardi alla storia nostra come popolo, quella è una storia italiana anche, cioè è inserita all'interno di questo processo storico in cui si può sempre ritrovare e riconoscere il popolo italiano e la cui conclusione naturale è la nazione italiana. Ma come si conciliano queste due cose, questa alterità del sardo e questa italianità del sardo? È un po' un processo maieutico in realtà, come a dire, voi ce l'avete dentro l'italianità, voi siete italiani, dovete soltanto capirlo, no? E quindi, pensate dove siamo arrivati, siete italiani in quanto sardi. Vedete? È potente, no? Molto potente. Allora, torniamo al punto di partenza. Perché quindi siamo sardi ma anche italiani? È una vaula. Perché queste due identità sono una in contrasto con l'altra, o per meglio dire, magari a livello individuale ci si può sentire sardi ma anche italiani, ma che cosa vuol dire che ti senti sardo e che ti senti italiano? Cos'è quell'identità sarda che tu senti insieme a quella di appartenenza nazionale? È un'identità neutralizzata, ma non è che sto facendo le teorie del complotto, è che l'identità nazionale, per esistere, deve poter porre a un livello per il quale non sono più pericolose le identità minoritarie al suo interno, perché in quel modo non sono più pericolose per l'unità dello Stato. E questo processo è quotidiano, non è che la nazione si dà una volta e poi è fatto, buonanotte l'Italia ha finito, no, è un processo continuo che succede giorno dopo giorno dopo giorno dopo giorno, in tantissimi modi piccoli che ci sono nella nostra vita quotidiana. C'è uno studioso di nazionalismi che si chiama Michael Billig, lui lo chiama nazionalismo banale, ed è il barattolo di sale con la bandiera italiana, e quando esci fuori ti vedi la bandiera italiana che sventola, e questo quando apri i giornali e leggi il nostro Presidente della Repubblica, sono tutte piccole cose che però ti bombardano quotidianamente, c'è un bombardamento continuo che ti ricorda, tu sei italiano, non ci puoi fare, è come un dato di fatto, è come il sole che sorge la mattina, è come il sole che tramonta la sera, sei italiano. E quindi ancora, anche adesso, anche se non fanno più come durante l'epoca del fascismo, ancora l'identità sarda è o può essere, attenzione, un pericolo per l'unità dello Stato e quindi ancora quotidianamente deve essere abbassata a un livello per il quale non è più pericolosa. Quindi necessariamente queste due identità sono una in contrasto con l'altra. Non è vero che si può essere sardi e anche italiani. L'unico modo per cui si può essere sardi e anche italiani è neutralizzando la prima, la nostra identità. E quindi per questo motivo siamo sardi ma anche italiani. A vaula, anche questa. Grazie. Grazie a Sara per questo che sta di contau. Tanto su noi io intendo già una parica di gente e poi ci manca da Marta. E chi è Marta? Marta è avvocata specializzata in diritto civile e diritto antidiscriminatorio. Però in modo doppio aspetta poi dei punti concordati sul microfono e ancora non è pronta. E Zinaru, in modo tocca a Marta e a Pustisi ci dai un altro intervento e a Pustisi teneu su un concerto. Pronta Marta? Tanto su poi si donare a Pustisi. E poi, con il monologo, non abbiamo saputo usare l'autonomia, figuriamoci l'indipendenza. È vero su? O è faula? Marta Spada. Buonasera a tutti, grazie per essere qua e soprattutto grazie ai ragazzi di ANS per avermi dato questa patata bollente, insomma questo argomento spinosissimo. Quante volte ci siamo sentiti dire questa frase o comunque una frase più o meno simile? Non abbiamo saputo usare l'autonomia, figuriamoci l'indipendenza. Ci siamo sentiti per l'ennesima volta degli incapaci che non sanno fare niente, quindi figuriamoci se possono autogovernarsi. Ovviamente questa frase magari molte volte senza andare neanche a rifletterci troppo l'abbiamo anche presa per buona.
Ma proviamo a capire perché l'autonomia non ha funzionato e perché non poteva effettivamente funzionare. Per fare questo è utile fare un passo indietro, quindi non funziona il telecomando, forse va acceso, no, è acceso. Io e la tecnologia, eccoci qua, ce l'ho fatta. Facciamo un passo indietro, andiamo alla nascita della regione autonoma e dello statuto speciale che è l'elemento fondante. Siamo nel 1948, quindi in piena fase costituente della Repubblica Italiana. L'Italia in questo momento ha necessità di risolvere una serie di problemi contingenti, tra i quali quello di riunificare i territori. Per fare questa riunificazione territoriale l'Assemblea Costituente diciamo che trova una soluzione, o meglio un compromesso. Questo compromesso è la concessione di autonomie speciali tramite alcuni statuti. Perché ad alcuni territori vengono concesse delle autonomie speciali? Le motivazioni sono varie, non le ritroviamo specificatamente e chiaramente né nella Carta Costituzionale italiana né negli statuti stessi. Sono motivazioni di varia entità, quindi alcune di carattere linguistico, altre di carattere economico, di carattere territoriale e una molto importante deriva dalle spinte separatiste o secessionistiche che caratterizzavano alcuni territori in quegli anni. È in questo scenario che si inserisce anche la Sardegna. La Sardegna all'epoca aveva una forte voglia di indipendenza, c'erano dei movimenti importanti che chiedevano questa forma di autogoverno. La classe politica sarda dell'epoca decide di non portare avanti queste istanze che arrivavano dalla popolazione, ma bensì di scendere a compromessi. Il compromesso è l'autonomia, quindi la concessione, perché di questo si tratta, di un'autonomia che dovrebbe essere differenziata. Da qui nasce già un primo problema. Lo statuto speciale nasce con legge costituzionale. Se da una parte la legge costituzionale sembra quasi una garanzia, dall'altra diventa invece il primo problema. Lo statuto speciale sardo può essere cambiato e modificato solo con legge statale dello Stato italiano ovviamente. Quindi già primo limite. Lo statuto speciale deve comunque uniformarsi ai principi della Costituzione italiana e deve rispettare i principi dell'ordinamento giuridico italiano. Già grandissime limitazioni a quelle che potrebbero essere della possibilità. Cosa si sviluppa da questo? Si sviluppa un'autonomia molto lieve, un'autonomia che non è in grado di rapportarsi e di confrontarsi con lo Stato italiano, un'autonomia che addirittura da alcuni viene definita come di tipo difensivo, cioè che mira a recuperare dei piccoli spazi protetti dall'ingerenza italiana, quindi non un'autonomia che può essere di sviluppo. Quindi vincoli dello statuto. Lo statuto speciale ha due ordini di vincoli, uno prettamente giuridico e altri invece politici. Cosa contiene lo statuto al suo interno? Lo statuto al suo interno andrebbe a decodificare quelli che sono i rapporti Stato-Regione, parla in parte di tributi, parla di attribuzione di alcuni poteri. All'interno dello statuto non troviamo invece niente che faccia riferimento a quella che è la specialità sarda. Non si parla di popolo, non si parla di lingua, non si parla di identità, non si parla di cultura. Tutti quegli elementi che se fossero stati inseriti in quella carta avrebbero invece dato la possibilità di sviluppare poi delle politiche in questo senso garanti della specialità che la Sardegna effettivamente ha. Tutto questo manca. Lo statuto diventa quindi quasi una scatola vuota, tra l'altro strutturato in maniera tale da creare continuamente dei problemi, dei conflitti di competenza, di attribuzioni tra Stato e Regione, e che vengono poi nel 99,9% dei casi risolti a favore dello Stato italiano. No? Un esempio fra tutti, l'avvertenza entrate, che tutti più o meno abbiamo seguito. Dopo due cause davanti alla Corte Costituzionale che si è sempre espressa a favore dello Stato italiano, viene risolta dopo tantissimi anni, comunque con una decisione che va più o meno sempre poi a vantaggio dell'Italia, penalizzando ancora una volta la Sardegna. E poi, sempre dal punto di vista giuridico, una difficoltà e un mutamento nell'interpretazione delle norme dello Statuto
che ovviamente lo rendono statico, che non danno la possibilità di sviluppo. Se il problema però fosse solo giuridico e ci fosse la volontà di risolverlo, questo probabilmente in questi 70-80 anni quasi di autonomia si sarebbe anche fatto. Ma l'altro problema è di tipo politico. Di tipo politico perché? Da una parte è comunque uno Stato che ha fatto una concessione, ma uno Stato che è fondamentalmente centralista e che non ha mai voluto dare quei poteri che teoricamente concede. E dall'altra le classi politiche che si sono alternate al governo della Sardegna nel corso degli anni. Nel corso di questi 70 anni e oltre di autonomia, la Sardegna è stata governata da esponenti dei partiti politici italiani. Cosa significa? Significa che chiunque è arrivato al governo della regione per prendere le proprie decisioni dovrà comunque sempre sottostare o chiedere il nulla osta e il benestare delle segreterie politiche di Roma. Quindi le decisioni per la Sardegna non vengono prese realmente in Sardegna, ma vengono prese a Roma. Pensiamo un attimo, no? Se noi cambiamo il punto di vista, cambia ovviamente l'obiettivo e la priorità di quello che noi vogliamo raggiungere. Viabilità interna, per fare un esempio insomma, che è sotto gli occhi di tutti. Per la Sardegna sono 131 e Sassari Olbia due strade fondamentali, collegano le città più grandi, collegano insomma, un po' tutta la Sardegna, eccetera. Quindi per noi è indispensabile che siano funzionanti, che siano in buono stato, eccetera. Se spostiamo però il punto di vista dalla Sardegna a Roma, è ovvio che l'obiettivo e la priorità cambia, perché per l'Italia probabilmente la 131 piuttosto che la Sassari Olbia non hanno poi tutta questa grande importanza e sono sicuramente meno importanti magari di un raccordo su che collega due grandi città italiane, quindi ovviamente punto di vista diverso, cambio della priorità e cambio degli obiettivi e delle priorità. Quindi, alla luce di questo, quindi uno statuto con questi problemi, un'autonomia di questo tipo, ma noi siamo veramente sicuri che la regione autonoma sia stata un'opportunità e non invece un limite? Pensiamoci. Proviamo a pensare all'indipendenza, quindi non in linea di continuità con questo sistema, ma indipendenza come l'anello di rottura, l'elemento che rompe con questo sistema che non ha funzionato perché non poteva funzionare, e invece guardiamo avanti, quindi l'indipendenza come dare finalmente alla Sardegna e quindi al popolo sardo la possibilità di decidere della propria vita, di fare le proprie scelte e quindi semplicemente di agire da Stato. Agire da Stato cosa significa? Significa riprendere la coscienza di sé e poter fare le proprie scelte nell'ottica del benessere della Sardegna e del popolo. Di che cosa ha bisogno in linea di massima uno Stato per essere considerato tale? L'abbiamo anche sentito un po' prima, no? Quindi dei confini certi, una lingua, una cultura, un'identità, una storia sua. La Sardegna queste cose ce le ha unitamente poi a grandi competenze e a tante risorse. Pensiamola quindi finalmente a questa Sardegna anche geograficamente dove è collocata. Siamo un'isola al centro del Mediterraneo. Siamo stati abituati a vedere questa posizione sempre come uno svantaggio, no? L'insularità con tutti i suoi problemi. Ma se ci pensiamo bene, questa insularità possiamo invece trasformarla in un punto di forza, perché siamo comunque un punto, l'anello di collegamento, ad esempio, tra l'Europa e l'Africa. Siamo equidistanti e possiamo raggiungere facilmente la Francia, la Spagna, l'Italia, l'Algeria, la Tunisia. Questo, in un'ottica di indipendenza e di sovranità, ci darebbe la possibilità di decidere con chi avere maggiori rapporti culturali, maggiori rapporti commerciali, con chi intensificare i rapporti economici, eccetera, sempre sulla base di quelle che ad esempio sono le nostre produzioni, di quella che è la visione di Sardegna che noi vogliamo avere. Noi oggi ovviamente non conosciamo una Sardegna indipendente contemporanea, abbiamo sicuramente dei paragoni, dei raffronti storici. Un'indipendenza contemporanea purtroppo non l'abbiamo vissuta, quindi non sappiamo cosa potrebbe succedere.
Io immagino per una Sardegna veramente come anello di collegamento tra Europa e Africa, insomma un punto centrale, quasi una piazza a cielo aperto dove comunque l'economia, la cultura e tanti popoli possono incontrarsi, un terreno fertile per queste cose. Così mi piace insomma vederla e immaginarla e sono sicura che qualsiasi forza politica andrà al governo di una Sardegna comunque indipendente farà le proprie scelte da un determinato punto di vista e in un'ottica che è quella comunque del benessere, del progresso della Sardegna e del popolo sardo, questo senza ombra di dubbio. Quindi, non lo so, diamocela un'opportunità. Oh, scusate, devo rimanere. Grazie. Stavo fuggendo. Grazie a Marta per questo che di contao, dando sui mesi sull'ompiu a Saccabu dei Sfuerdadorisi. Poi a Pustisi c'è adesso un vago di musica con Pierpaolo Vacca che già si presenta a Pustisi. E a Pustisi ancora c'è adesso un gumbidu che ans voglio di fare po' bosattrusu. Poi c'è si donaro a Pustisi pure. Moi presentausu s'ultimo Fuerdadori, chi esti etnomusicologo e cantadori a tenori. Esti già docente sul Conservatorio de Pierluigi da Palestrina, esti uno intellettuale. Con il canto a tenore è noioso, è la rappresentazione folcloristica del passato, è verusu o è faula? Si presentausu Bastiano Pilosu. Eccomi di nuovo a tinfadare con la solita mia nuova almala, avrete che buona già non le posso dare. E è cominciata una lettera, un certo per più numero che voi si è disposto in salmaglietta, sai che si è comparato vinza al Muzzeremea. Cominciava una lettera a Nanni Suli, su una delle lettere che Peppino gli ha mandato dando, e pare che no Valbonas in Sardegna non se ne può dare. Ma io sono venuto a Zico a cambiare gusto. Non ero, ho voluto dare qualche nova, in mezzo a un montone di cose che a volte nos attristano. E tanto partimmo dai gusti che io non ero chiesto una faula. Gusta del suo canto a tenore che a Beru non era un beleata, ma a volte al bicchiere pazienza. E poi è proprio una roba bezza, dai. Cominciamo da canta il bezza. Si resesso lo va grande da innanti. Tanto. E mica sono tecnologico io, Non vi preoccupate, sai come mi che spassando e vince questa emozione. Sono tremende che canna. Non si lati da fuori, po' buona sorte mia. Manda da innantisi, da sopra. Mandami da innantisi. Ha già salutato. Adiosu, in buon'ora, piacere de bose sconnottos. Proviamo storra? Ui, raglio. Mille rumi, su canta a tenore. Cosa sono due cantatori antichi a tenore? Da esos scales abbiamo imparato. So sardo, i tegere fagere, cultura spaga, fimmus isolados in campagna e pastore vissolu, berveghe si stiano sempre alla menta, accanto sididas, accanto famidas, e tanto, erveghe,
Poi vi su voi pure che non l'ha proposto. Un po' su basso, se non su basso non si niente a conca. Ma accelero a zico che di adesso è troppo lungo questo conto. Che gli narrere che questa cultura adesso cantico nostro è una cultura fraicata ai suoi tempi. Fraicata, noi sì, noi schindischiamo il meta, se torniamo in dai secoli, potremmo tornare a su 1750, questo anno in cui la prima notizia che teniamo è de Pisurzi, un poeta de Bantine, tanto vi bida con Tusò come questa frazione de Vattata, questo vede un pritero che fa che il bene su Trivaglio Sou, una raia di poesia, meda scosa. Se una poesia è dedicata al ballo, sa cantone sul ballo, se sconnotta gai, finza sì, se titolo non da posto che a sostituto sono moderno, se a cantone si canta io de bu. Sa cantone sul ballo sono a un certo punto un'ara da compare Faghia su bo e comare andichiana su valzitto. Questa è la prima volta che si vede da su bo, che deve essere su basso, e da su valzitto, che deve essere sai chimbe o che schicommo. Non si tratta pruso, si tratta da pezzi in aggius, che sta barrata questa cosa, ma è documentata in altra albida, si sa baronia e in altro luogo spuro. Però come non la va che prunione, in bida pure si fa che è in torpè. E noi sì, andiamo su a narrare schieste copiate da questi animali, è proprio una cosa che non attacca né mura né a Gianna. Che questi animali somine dai 40.000 anni nessi, ha pintato in questa caverna in Spagna, in altri luoghi. Pinture che sono sopra le arte trasas più belle che teniamo. Artista di livello alto, 20.000, 40.000 anni scomo. La cultura è stantia meta. Siamo animali, se magari non nos aggrada, ma non abbiamo bisogno di copiare da esos altri. Abbiamo il fatto che camminare nostra, so sardo su mantessi. E questo cantico nostro è in intro del suo cantico del suo Mediterraneo, ma di pure non abbiamo del suo cantico europeo. Accordos, altarias e differenzias sono tutte legate a una cultura europea della musica. Massimo in questi ultimi anni, questi ultimi 50 anni, che su tenore è scambiato, come tante cose che il via. E questa è un'altra di queste cose che a me, non è che è una vaula, non è che mi fa che fele. Naro che mi fa che fele commente che è un trivaglio che hanno fatto, è strivaglio. Hanno trivagliato, poi non narra scusto. Il cantatenore è antico, vabbè, è antico, ci sta. Ma appartiene al passato e balla, no. Questo non lo posso soffrire. Questo sono antico, zio, anticos. Tutto, la questione dei Santigoria è tutto da regionare, che era antico, è tutta una cosa di idea. No, questo è il zio, non sono di oggi, ecco. Calcolato uno schento 20 anni, schento 40 anni. Ma questo non sono antico. Questo sono appartengono al suo passato. No, che va, 2 alunni il mio de anno scommo quando via giovane, io pure sono stato giovane. Non le mete. Sono rottedeso, che cantano a tenore, manifestazioni organizzate dal adesso cantatore il Mattessi. Oie, non sono obbligato da nuda, non lo imparano in scuola, non ve lo si impone niune, non appartiene a sallezze che deve pensichire. Fa che ne musica, come in teatro giovane, fa che ne altra musica. Le sagrada custa, fa che in custa. E pare che li spiega a meda, che sono in meda.
non appartiene dal suo passato, quando bada zovanos, che lo canta noi, non è una cosa del suo passato. Che era il zaccare, sul zovano, sa gente de gommo, il suo passato, che scusso su le mani. Non si può baiulare, solo che fagane una cosa differente che potremmo narrare beste in Sardegna, non in manco sarda. Che mi dai fastidio tutto gustoso, che poi a servire di critica non poter narrare sardo. Cosa vuol dire sardo? Non è sarda, è in Sardegna però, a suo manco gusto lo potremmo narrare, no? E poi bessate la questione dedotto su chi vagimmus, chi questiona in sardo, e chi pone a da innanti il dedotto una cultura che teniamo noi, che impriamo noi. Può vagare cultura che si narra d'arte, popolare da essere regionata, che si sia, a un strumento della poesia, della musica, de narre cose che in un'altra maniera che lea da attero scalassioso della mente nostra e che a volte si può toccare vinza su coro. E tanto questo buru dico che li sconzammo è rappresentazione folcloristica. Su folklore oie, non su folklore mentovato dai qualcuno che non so digno di mentovare, ma sul folklore oie che si deve in detenimus ed il suo aggettivo folcloristico è una forma di banalizzazione della cultura, è una maniera di equilibrare valore, di minoricare. E questa rappresentazione folcloristica di una realtà sociale che non è esprusa, che noi rappresentiamo sempre con il passato. E tanto che era folclorizzato e che era vestito a s'antica. Vol fare un esempio, poi lo comprenderemo bene. In Sardegna si canta da tenore, non si schida canto, ma si canta da tenore, in maniera differente da come te lo conosciamo scommo, ma si canta sempre a tenore. Ma se scoros polifonicos, con soldi 20, 30, 40 persone, non esistiano. Però si pone questo costume in sardo. Tanto cerchiamo di comprendere che è a vero un sistema di mistificazione che non sconta faula al mazzuccas e che pone tutta la stessa categoria. C'è lo rispetto tutto, chi fa che musica, chi fa che poesia, chi fa che finta su che li pare. Lo rispetto tutto, ma dimando su mattessi rispetto, lo pretendo su mattessi rispetto. E questo spizzino, se cantano a tenore, sono di orgosolo, non si conosca dai suoi costumi, che tenere un costume che come è semplittato in me dal bidda, sai, questa maniera di vestire. E in Sardegna questo colore che dite sei scuro goi, in tutta la barbagella nostra, bindate. Però siamo noi, sì. Siamo noi soie, sono figli al nostro, sono noi il geo, il te conto io. Questo spizzino scantano a tenore che hanno una passione macca e sono cantante e non tenene su costume tradizionale. Poi è roba d'ezzo, l'hanno già nato, ma in Sardegna questo è proprio una delle faulas sul mazzuccas. Cantare in Sardegna sono me da solzovano. È una buona sorte, una cosa bella, che se andiamo a bailare altre cantate assimizzanti al nostro Pireneos, in Francia, in Corsica, se andiamo a forrocare in altri luoghi, in Italia pure, in luoghi dell'est europeo, in mezzo al luogo sono a bere solvezzo. Pochi o carapizzo un giovane cantatore, ma deve cercare a bere me. Oppure lo sono nativo in scuola proprio per imparare. Noi siamo natura. Anda solo.
anda solo a zona finanziamento, e ga intendenza certo. Però su canta tenore non è roba di Ezzo nostalgico, in Sardegna non è il gai. E non è manco tancato a suo scambiamento del suo mondo esterno. Io ho proposto una fotografia da in internet di questo scomparso di Rosé che fa che musica, che musicista, in tutto il mondo, che girano, fanno, si confrontano su tenore piaga e meda, fuori dalla Sardegna, con questo suono particolare, eccetera, che è avvocato, che non ve l'ho parlato prima, ma inizialmente io volevo narrare che sa bellezza è questo suono su chi spanta, è questa balla del reggae che teniamo in intro, che, come te posso narrare, è un'elaborazione dessa oche che diventa di strumento musicale. Tu imparas a bogare questo suono e anno che anno, die che in die, lu mezz'ora, se lu fa, che se canta scritto un panzo in cui bicchiere di suono a zico differente, lu cambia l'impresa, tenes una qualità di strumento, lo accordas. Beni temperato. E tanto, questo tenore si confronta che su mondo in treu ed è sempre il nuovo. È scritto Betta e Vaula. Si tratta di forme musicali fisse, ripetitive, quindi noiose, che è il primo concetto e quindi mi interessa come. Su vatte scusto, che su canta tenore scommette tutto al musical del suo mondo. C'è una musica stranza, no? Che non ha poi praticato, che quando la sentendo che in 20 minuti vuole una verità, a zigu, una roba, si banda bene, si va poi, commenta a questo, no? Non vuol sentire che funziona, che cambio. Andò da innanzi, siamo tutto gai, certa lirica, jazz, free jazz, no, è proprio tutto. A barra da si une non besti in intro e non tiene una qualità di cultura musicale, a volte straccate. Su tenore il gai Mattesi non cambia adesso che tutto al musical del suo mondo, se non lo conosca, se non noi schizitte sono fagende, dopo pazzi che dedu, insomma, andiamo in un bussantello e poniamo su un'altra cantonetta più facile. Su tenore non è il gai facile, non regala nulla. Però alle schizze si te bada, che su tenore non tenete una cosa fissa. Andiamo su una cantone che le si sia. Una, ischidi, bisogna che sparaula, se quando una raccuda, tale notta. S'accordo di pedesse scusso, tin, tun, tam, e già fraigato. Tu la devi cantare, beh scusa cantone. Finché la barca va, e la cantas. Su tenore no. Su tenore, quando su cantatore comincia a cantare, 3 secondi prima, no ischidi, manco, galus, a sparaula, schiada a cantare. Non che si la inventa, la spottelleare da uno montone manno di poesia sarda, rimada, che in tutto il verso il metricato, cioè lo spottelleare da un montone di cose, è una parte manna che la tiene in intro, che su cantatore è un studioso di poesia, un appassionato fariato. E da tutto questo montone di cose, quando che la oga cussa, il suo ultimo minuto, sta passando sila, si scompanza, si pone e attacca a cantare. E come te canta? Ripetiti a cui un momento, cui notte? No, li scurta strelboltas, sempre diverso. Ho fatto un laboratorio in Catalogna una volta e mi viene gusto su un companzo mio canta io, no, pesai bocca. Pesai a bocca, a un certo punto, appena da cui sono dischente dell'università di Barcellona, viene gusto. Come dobbiamo fare? Dobbiamo cantare così, cos'è? Sì, fa che bilintendere, Elio, vuoi che canta, fa che bilintendere, ha fatto una volta, allora può ripetere, la ripeto fido un'altra. Cioè, sa sparaula al fin cuda, ma la melodia è tutto cambiata. Mi cantala come sta prima, e non la può fare uguale. Tanto,
si li scurtas due volte, tre volte, non è ripetitivo, è sempre differente. No, banda bene, chi ha provato a imparare a cantare a tenore a Mannu, chi non ischi custu, non tengono una melodia di riferimento, è difficilissimo imparare. Canoischi, che come vago? Non vado una melodia, cioè devi imparare una cultura, una maniera di fare musica, che la devi imparare chi su tempus, e a Savine, quando la comprendese, sei un cantatore a tenore. E poi che la gabbare, questa balla di cosa nostra, questo è un censimento che abbiamo fatto 2 anni scorso. Che intuidas. 84 cantano a Battle Bogues, po' tradizione, cioè, che l'hanno sempre sconnotta. Vinda 64 che sa il Bogel de Utturo de Ula. Ma a Terasa cantano che sa il Bogues tipo chi sono Sant'Ursuglio, Bosa e un montone di Atterasa. Certo che l'hanno perduto, certo non l'ha mai detto, o forse non si schidinamos. Poi, binda 6 guidas che hanno recuperato cantico sperdito, cioè vado una gana, il solzovano de oie, de che recuperare vinza su questi stato perdito. Vedete che tu è il moderno in intro dessa coscienza dessa gente. E altro silana inventato. Mi telefona da idas de Sozzastra e bustiamo noi, pottiamo cantare. E chi te lo brivada? Noi abbiamo il diritto, e te il diritto. Cantano solo giapponesi. Insomma, io sono un sognatore. 3 mesi che mi canto cantatore a Battle Bogues, 3 mesi con un Bogel de Uttru, che mi canto, sono Bogel de Coro, nammo il Noisi. E su che in banta batto pochento dene prospago de 40 chimbannos. Sa parte manna dene prospago de 40 chimbe. E so chi mantene in bio su cantico, non siamo solbezzos. Questo mancare di essere in televisione, quello si ha firmato, andano a fare a Sestero e gai. Ma so chi mantene in bio questo cantico, questa albida nostra, sono figlio nostro, nepotesi. Pizzino de bindi, chi sei, te che 7 anni. Questo la mantiene in via. Questo sono a vero su canto a tenore. E tanto si immobila. Grazie. Grazie a Sabustiano. E isso fu da l'ultimo dei sfuedatori che antifueda voi. Ma e oggi ci uso provavo e sapere che ci si usa rennescio su a ampullai, a sciusciai, a di scutullai che alcun luogo comune o stereotipo che c'ha di impizzo su dessa Sardegna. Ma dopo uso accabai in bellezza. E calli modi adesso meglio su de ascoltare un pago di musica, come ti sapevamo prima, e noi ci adesso Pierpaolo Vacca. E chi è Pierpaolo Vacca? Pierpaolo Vacca è un suonatore. Pierpaolo Vacca e Manuel, che già il logo non detenevo su punti entravo su impari, già i punti finse se... Io non detenevo sul logo, va andare bene, tanto su noi Pierpaolo si pronta da posonare, io non ti voglio un bussai, secondo noi tanti si costumo i nostri epiti. E chi è Pierpaolo? Pierpaolo è uno suonatore di organetto, in commenza da suonare candesti pitti come da Inis Festival Folk. In su 2018 presenta uno spettacolo a Sassola, un suo progetto in Callis a musica tradizionale sarda, si pone di accostare con uno stile personali.
che è caratterizzato da seffettistica sonora elettronica. Devo conoscere già a Pierpaolo e su fai di alcuna cosa che è interessante in me, da su questo che da suonai oggi, da non suono ballo sardo. Ma di now che alcuna cosa, ma di now che su fai di narausu una specie di ballo sardo però a simbessi. Ah no, Pierpaolo? No, Adesso non so, né un ricercatore né un studioso, io insomma posso solo suonare, a suonare la sapevo suonare illicidi mezzo di me, quindi niente, su sonette illicidi in Sardegna probabilmente si strumento più suonato in tutto, sta arrivato probabilmente al primo Novecento e sta andando un po' in questo periodo a sostituire tutto sui studi su Anto a tenore, un po' per la unetta, probabilmente teneva un volume in mezzo più forte e più facile che ballare a piazza. È uno strumento importato e insomma si suona a ballo sardo, ma che uno si lo ha pure inventato, spute noi esistevano a sonette. E quindi su percorso mio, l'idea mia è uso di arrivare, prima di arrivare alle sonette, di posare a uso invece potevano essere anti o so del sorballo e quindi impizzo di essere la uneddo e impizzo di suonare a tenore. Quindi sto creando un po' di brincare questa fase di suonare le sonette e surtamo poi partendo da prima del suonatore, bisogna arrivare. E nulla, purtroppo su sonette sta arrivando in Sardegna, quindi mi tocca a mi sfruttare, a mi sopportare. Speriamo che possa agradare e niente, ringrazio NS per aver invitato e tutto quanto, è un teatro bellissimo e a lui è primo e sicuramente me da bello, insomma, grazie a bere. Grazie a te Pierpaolo. Tanto su sito tornai non si vuoi a pustisi, poi tanto su dopeusu. Si dopeusu saludai dottusu, che si presentava su dottusu un pari, e a pustisi ans si fa un convido. Si fa un convido, e sti dottu a donu, e mancai che su pago esatto via in pari pure, che io lei spiegai una regodeddu, sta magliettina, sta spillicedda, poi gente fuori da usare pustisi pure. E poi devo si lascio a gozare questa musica di Pierpaolo. Pronto, Sesi? No, aspetta, non è ancora pronto. Poi io suonendi, sicuramente Hans, andati strantagiato tutto gusto, funti due disi che funti fendi una surre cosa, sa. C'ha da commenti esibiu, c'ha di una surra de giofono, su che anti fuori dau, Hans è una realtà di bella. Chi è sti frabiccendo e strantagendi cosa, sa, chi si funti via sa pago in Sardegna. Chi sei in noi esti sicuramente poeta questa cosa è stata incuriosio, esti pracendi, frossisi in noi. E chi si piace di tanto su e giù dei sidus. Pigai anche una cosa, pigai una magliettina, una regodeddu, po' gustadia, chi si braccio. E mo sei pronto? Deo si lasso con Non suono ballo sardo di Pierpaolo Vacca.
Grazie a tutti, bravo Pierpaolo. Chi non si sei brandi ancora, si che da suonare ai sotto accanto a Old Town Pub in Paricuncinoz, no? Tanto andai a su intendi appusti, sì. Tanto non su accabau, ma prima di salutare, serriu in noi, su balcone, a Reusu, tutto questo su chi antifuerda voi, isfuerdadoris, non c'è di Godfrey, poi ti ha doppiato perché sa parecchio se fui io, però torna su grazie a Godfrey Baldacchino, e apposti serriausu Marc De Mont, Noemi Podda, Marc, Noemi, Sara Corona, Marta Spada, Bustiano Piloso, Riccardo Pisu Magia, Pierpaolo Vacca, permettetemi di tornare grazie prima di tutto a Daniela che è stata brava a me, no? Daniela Vitellaro. Funziona, aspetta, funziona. Grazie a tutti, grazie a Riccardo. A tu mi di là su Fuedu, chi c'ha di aggiungi cosa? Poi una rammido e di là su Fuedu a tu e torni là. Anda bene, volevo tornare grazie a mescamente a Tore Cuveddo, a Paolo Carboni, a EIA TV, a Radio Televisione Sarda, a Spicciocco, a Marco, a Luca. Senza queste persone non abbiamo fatto nulla, tanto è importante di tornare grazie a Issoso, gasicamente a Mauro Concu e a Spicciocco de Music Factory su Service, grazie a Meda. E grazie a De Goro, ma vero, a tutti i soci di ANS che hanno fatto un lavoro enorme. Cioè, questa 2 dies de oe tenente a palasa chidas e meses de traballo, de dibattas, de finzas, de abortas, de come narrare, no? De scontros, de certos. Però che si usa bessioso bene, mi pare, dai. Grazie ancora finza a questa città di Oristanisi che per il secondo anno nos ha ospitato questo teatro bello meda ma finza in carriera del suo centro di ponare di chi Oristanisi è stato un isebilo che ha usato possa posizione che in Sardegna che l'Assemblea Nazionale Sarda è fatta di assemblea territoriale questa è l'Assemblea Territoriale de Castellu, sa de Sattari, sa de Durgari, de Nugoro, de Mandrolisai e Attrasa podente naschire in mese che bene, in noi in Oristanisi, tenevo che qualcuno simpatizzante in su Sulcis, in Oggiastra e spereus di seguire a non si mangiare. Come volevo atterrare in noi a Roberto Olianas, che tenevo
come si può narrare, un omaggio, no? un regalo, un dono per gli ospiti nostri. Tanto Roberta, questa borsa che ha usato in questa occasione, tenente a intro una copia des indipendente che è su blog de opiniones e di Assemblea Nazionale Sarda, sta narrando di un luogo che Assemblea Nazionale Sarda pone da disponimento prodotto su ischiolenti scriere, non è su pensieri dell'Assemblea Nazionale Sarda, ma è un luogo po' chiole di scriere de Sardegna, tanto queste vince sono un cumbido usato può iscrivere. Tanto una copia des indipendente, un quadernetto marchiato Assemblea Nazionale Sarda, una matita e una cosa bella meda che ha fatto un socio nostro, un artigiano. Non ti imbasciase, cadibio, è stesso. Sicuramente si usa sempre in videoconferenze, sempre avendo cose con su computer o su telefono. Marco ha pensato a questa cosa, bellissima, da fatta isso, e da posto vince sul logo da ANS. Questo è uno traballo. Non Roberta, vai. A Pierpaolo, grazie a Bustiano Pilosu, grazie a Marta Spada, grazie a Sara Corona, a Noemi Podda, a Marc De Mont e a Daniela Vitellare un'altra volta. Un'ultima cosa è Mighello, che Daniela quando ha presentato Pierpaolo hanno questi spettacoli da non suono balli sardi. In questo momento da scoperto Pierpaolo Buru, che è a Gazi, che non da deciso isso, dopo decidevo che quando dopo Gricao, Pierpe Mega Assemblea Nazionale Sarda, Dischisi organizza due eventi all'anno in Sanno. Uno è Sadie de Sardegna, su 28 di aprile, e l'altro è Vaulesa. Tanto dopo Gricao può Sadie de Sardegna, dopo Gricao è fine del mese di marzo. Dopo a te e altri organisti, poi bene, poi fai musica in Sagarrela, no? In Castello. E dai, no, ha fatto Deo Benzo, ma non suono balli sardi. E tanto No, ma Riccardo, le cose che diciamo ci si ritorcono contro. adesso dopo un ma si c'era da ici, non dopo veramente una idea del Riccardo, però dai, narrando, banda bene. Come da si scoperto. Deonaroga, chi due non vuole aggiungere, no, tu puoi aggiungere su Chiole, se devo venire, torno a ti ringraziare, gli ATV, a Music Factory, o a Noghe, a usa seguire, a commentare, no? Che potete essere pure che io non era, ma Bustiano, voi t'annau con cosa, io non sono d'accordo, o Marta, ma sicura se siete di questa indipendenza, o Sara, oh, io mi intendo italiano, no, non devo, però, cioè potete essere, no? Mai tocca ad una cosa io. Fiato un virgolettato. Prova gusto per noi. Escaseo poi dando troppo, dai. Si buffava su una dasseino, uno grande che de caso, uno vago de sartizzo, e permettiemi di tornare, grazie, per l'ultima volta, a chi ha traballato, un numero di depofaide, a chi ha traballato meda, in noghe in oristanisi, che ha senza questa persone, mi scusa in tesatro, che hanno traballato questo spuro meda, però una persona o le ringraziata meda, è Isabella Tore. Dischi si volete, che
l'Assemblea Nazionale Sarda è un gruppo umano di gente, di giovani, però tocca da vincere quando tu decidi, tu scegli una idea, una città, dove vai ad questo evento, e devi andare a dare con il suo comune, l'amministrazione, le autorità, ma fino alle attività economiche, no? Che questo evento è stato possibile grazie a aiuto che ha già le attività economiche, se vuoi dando aiuto monetario, no, proprio non finanziario. E qualcuno che deve porre questa faccia, che la gente si deve evitare di qualcuno, non deve andare ma a chiesa gente di destinare. Isabella ha fatto questo lavoro umano, sì che sta andata a giro per dire con Noemi e con altro spuro, Paolo De Sia ha fatto un lavoro umano meda. Però, cioè andare in gue, che buona questa faccia, arrivare a convincere questa gente, a ti sostenere, credo che sia stata una cosa di importante umano, no? Grazie ancora. Grazie, che giornare era una cosa. Tanto, sasarreione se de gusto traballo umano, sontisi denante a tutto su. Sa causa è di importo. È vero, su via Sanao, con Noemi e con Paolo, che sono di questa zona, in Oristanisi, ho traballato meda, però io non mi sono mai agattata a sola. Hans traballa con una organizzazione che è d'importo, nulla è la sua al caso, come ti piace narrare in italiano. Questa abitudine, questo lavoro è una regione funguda, poi si scrive in ANS, non è traballo perdio, è un traballo che tiene una coscienza manna e un'organizzazione, è un traballo che serve e che non si permette di ottenere questo risultato, è un traballo di squadra. E tanto pensai dove, giornaro su, visto casino, che mi è piaciuto pagare a Viere, come ti ho detto prima, nascere un'assemblea territoriale in Aristanis. E tanto si invito a stare tutto su, pensai dove ha bisogno di aiuto di tutto su, tocca da dirottare in con un modo a canalizzare l'energia nostra su chi crea sapere, e si questa è una regione che per noi è importante, anzi è un'occasione manna. E tanto a te Rosano con salute. Deu Boggiada. Tanto su tornavo grazie ad una su reggenti, non sciughi tornavo su grazie a tutti, tornavo su grazie a Meda, a Riccardo Magia, Riccardo Piso Magia, Picadito che di Menesci, si Riccardo. Tanto su, spero che si cosau in moi, che si piace a summeria che uso passavo in pari, commenti sappo già in au prima, anzi, stati convitati tutto questa due disi e si vuole di fare finché sono convito con cose pappai. Si do peso un vago transiri dei noi, ma ci sta aiutando finché si spicciò così, e poi si seduto a rammentai. Chi si fa i piaceri a convitare io sa troppo che anche una cosa, che io le si comprai una maglietta, questo chi c'è, io si bio tutte queste cose, su squadernette, su tenesi poendi. Che io le si pigai che anche una cosa su merchandising de ANS si fa dei piaceri in meta. Devo torno grazie a una cosa che è de importo umano me da sempre su pubblico, grazie a posatru su cosa esiquiu. Grazie a spicciocco su che intanto strantagiau dotto, grazie a DJ Dorrau, grazie a tutto su Riccardo. Deo si torno grazie da parte mia puro e si torrau a topiare, spero su sano su e salute e trigo a tutti su. Ciao! Ciao. E a posto ci torrai, sì.